Con la celebrazione di questa Santa Messa si concludono oggi le solenni celebrazioni in onore di San Tiziano, vescovo e confessore, patrono della nostra diocesi di Vittorio Veneto. Vissuto nel VII secolo, egli guidò la chiesa di Oderzo in un tempo in cui l'invasione longobarda ne aveva spezzato l'unità geografica, mentre le controversie teologiche avevano incrinato la comunione tra Roma e molte diocesi. La generosa carità di Tiziano e la sua limpida fede fecero di lui un grande vescovo, attento alla sua gente, ma anche profondamente legato al successore dell'Apostolo Pietro nell'annuncio autentico del Vangelo. Dopo la sua morte, nel 632, venne presto venerato come santo e le sue spoglie furono traslate a Ceneda, divenuta nuova sede vescovile della diocesi. Anche dopo molti secoli, continui egli a intercedere ancora presso il Signore il dono dello Spirito Santo e sostenga il cammino della nostra Chiesa nella testimonianza della carità e nell'annuncio del Vangelo. La celebrazione sarà presieduta da Monsignor Giuseppe Zenti, già nostro vescovo e vescovo emerito di Verona. Accogliamo la processione d'ingresso con il canto Iste Confessor. Prudens humilis pudicus, sobriam duxit sine labe vitam, donne cum annos anima vita aure, Spiritus artus. Opprestans meritum frequenter, eg
graque passim iacuere membra, viribus morbido mitis saluti restituuntur. Noster incilli chorus obsequentem, cocinit laudem celebresque palmas, ut pis eius precibus iuvemur, omne perevum. Sit salus illi decus atque virtus, qui super celis solio coruscas, totius mundi seriem gubernat, Trinus et unus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. A nome mio e a nome di tutti voi, cari fratelli e sorelle presenti, confratelli sacerdoti, diaconi, consacrati, fedeli tutti, membri della confraternita del Santissimo Sacramento di Vallonto, Fontanelle, Lutrano, i cantori, sono qui, e tutti voi desidero dare il benvenuto a Monsignor Giuseppe Zenti, che ho invitato per celebrare con noi questa domenica conclusiva dei festeggiamenti in onore di San Tiziano. Anch'egli ha presieduto questa chiesa di Vittorio Veneto come successore di San Tiziano
precisamente dal febbraio 2004 al giugno 2007, e ha potuto conoscere e apprezzare la storia e la testimonianza di questo santo vescovo vissuto 1400 anni fa, ma che ha lasciato preziosi e fruttuosi ricordi, memorie e testimonianza. Successivamente, appunto dal 2007, Monsignor Giuseppe è stato chiamato a guidare la sua diocesi di origine, precisamente Verona. Noi lo ringraziamo per il suo servizio episcopale, che pur non eccessivamente lungo, sicuramente non è stato dimenticato. Viviamo con lui questa celebrazione in cui chiediamo per la diocesi di San Tiziano, ma anche per tutta la Chiesa, pace, unità e fedeltà alla vita evangelica e missionaria voluta dal Signore Gesù. Caro confratello, desidero ringraziarti di cuore per questo invito, per la festa di San Tiziano, che però per me coincide anche ai 20 anni della ordinazione episcopale. Motivo per me di gioia e di ringraziamento a Dio. Da 1 anno e mezzo sono vescovo, come si dice, in pensione. Preferisco dire in panchina, perché quando il vescovo attuale di Verona mi chiede di aiutarlo, lo faccio sempre molto e molto volentieri. Come si sta come vescovo in panchina? Caro vescovo Corrado, ti dico io, si sta di un gran bene. Non che io mi sia trovato male come vescovo, perché sia qui sia a Verona sono stato contento di fare il vescovo, come grazia di Dio. Però adesso ho il tempo in cui le croci sono minori, tanto minori, preoccupazioni neanche, e ho tanto tempo per dedicarmi alla preghiera, perché questo è il mio vero mestiere adesso, il più bel mestiere della vita della persona credente, pregare davanti all'Eucarestia, per tutti, anche per la vostra diocesi, che sento in profondo nel mio cuore. Per celebrare con maggior frutto spirituale questa Eucaristia, invochiamo su tutti la Divina Misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Et in terra pax hominibus, pane voluntatis,
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Nomine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Scusa, ma sì. Domine Filii unigenite Gesù Christe, Nomine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, che nel tuo spirito di verità e di amore hai illuminato i nostri padri, con la luce della fede li hai sostenuti e la fedeltà al Vangelo, con il ministero di San Tiziano Vescovo, concedi alla nostra Chiesa di crescere nella conoscenza e nella lode del tuo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
Insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Vent'anni fa mi stavo preparando con un po' di trepidazione a fare l'ingresso come vescovo titolare di Vittorio Veneto. Sono entrato, come qualcuno di voi si ricorderà, il 1° febbraio del 2004. 20 anni, sono tanti, ma sono passati in un soffio. Potessi tornare indietro, conoscendo i tempi che ci aspettavano, forse farei ancora meglio, ma il tempo è passato. E che cos'è che è avvenuto? È cambiato il mondo in questi 20 anni. Già in quei 3 anni e mezzo che sono stato qui con voi, di fatto si stavano avviando i grandi radicali cambiamenti che abbiamo poi constatato e che stiamo ancora subendo. Cambiamenti epocali, per dirla con Papa Francesco. Cambiamenti nei quali, sotto l'urto della cultura del cosiddetto transumanesimo, che meglio sarebbe definire disumanesimo, che è la cultura dell'individualismo arrogante, arrivista, ateo, ci ha travolti. Già finché ero qui mi stavo accorgendo, ma dopo, soprattutto verso il 2010, non perché ero io a Verona, dove sono tornato come vescovo nella mia città d'origine, ma anche per il vescovo Corrado, come per il vescovo Claudio, per il patriarca, per chiunque, è avvenuto qualche cosa che ci ha lasciati sofferenti, storditi, incapaci di comprendere che cosa stava accadendo. In pratica,
una folla di battezzati si stavano trasformando lentamente in pagani, in atei senza volerlo. So che adesso noi constatiamo quasi con rassegnazione, ma non possiamo mai rassegnarci a questi fenomeni. È avvenuto qualcosa di terribile. Questo paganesimo idolatra. Certo, abbiamo sentito nella prima lettura, il profeta Giona è stato inviato da Dio a predicare la conversione nella città di Ninive e qui i pagani si sono convertiti. Forse anche questo può essere uno stimolo per noi, chiunque siamo, laici, presbiteri, diaconi, vescovi, a non lasciarci, sopraffare dello sconforto. Se allora tutta la città di Ninive era pagana, dal re in giù, si è convertita chissà mai che con rinnovato slancio di evangelizzazione per la grazia e la potenza dello Spirito Santo sia possibile ancora una volta convertire i nostri neopagani, quelli che hanno abbandonato tutto nel giro di questi 20 anni, pratica religiosa e non pochi anche la fede. Perché? Perché si sono lasciati avvincere, affascinare dalla mondanità, da ciò che il mondo presentava come l'ideale della vita di un umanesimo grande, l'umanesimo avanzato, quello civile. In realtà proprio questa ondata di individualismo ateo ha reso più tiepide le coscienze, ha reso meno sensibili alla vita interiore, alla vita spirituale, al fascino che pure esercita la vita di fede e la vita liturgica. Abbiamo sentito nella seconda lettura quello che l'Apostolo Paolo ricordava ai suoi cristiani: non lasciatevi prendere dalle cose di questo mondo. Anche sono valori, ricordate che sono valori relativi, mai assoluti. Ricorda addirittura che persino il matrimonio non è un valore assoluto, sì che sappiamo bene cosa vuol dire il matrimonio, pensiamo al matrimonio cristiano, sacramento. Non è un assoluto neanche il lasciarsi prendere dallo sconforto, dalle lacrime o dalla gioia, per l'altro verso. Tanto meno è assoluto l'accumulo del denaro, dice l'Apostolo Paolo, perché tutto passa. La scena di questo mondo, che è come un grande teatro, si chiude, passa. Ciò che non passa è Dio. Ora, convertirsi da questa mentalità mondana è più difficile che non di convertirsi direttamente dal paganesimo, perché questi neopagani sono battezzati non sufficientemente cristianizzati. Hanno assaggiato qualche cosa, ma non hanno portato a compimento la formazione cristiana. E sono come alberi inselvatichiti da ciò che appare oggi come la cultura dominante. Noi siamo chiamati adesso a dare una mano anche a questi nostri fratelli, perché riscoprano il vero significato, il vero valore del cristianesimo, cioè del Vangelo, cioè di Gesù Cristo in definitiva. Riscoprirlo dopo averlo abbandonato, credo che sia un'opportunità straordinaria, magari abbandonato da ragazzi, adolescenti, giovani, riscoprirlo in età adulta, come il senso vero della vita, che non avevano scoperto quando erano ancora ragazzi, adolescenti e giovani. E si sentono ancora una volta chiamati, abbiamo sentito nel Vangelo. Gesù che passava da una parte all'altra e che però ha incontrato sul lago due fratelli, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni,
venite con me, vi farò pescatori di uomini, disse ad ambedue le coppie di fratelli. Ed essi seguirono lui. Non mi piace la traduzione e lo seguirono, no, è seguirono lui. Non è uno dei tanti Gesù da seguire in un pantheon di divinità, seguiamo anche lui. No, seguiamo solo lui, che non può mettersi a confronto e compromettersi con gli idoli, perché l'assoluto è lui e l'assoluto non potrà mai compromettersi con il relativo. Che bella quella chiamata: venite con me, vi farò pescatori di uomini. Venite con me, vuol dire diventate miei discepoli. Cari confratelli, cari fratelli e sorelle, diventare discepoli di Gesù ogni giorno. Lui ci chiama ogni giorno. Venite con me, vieni con me oggi. Perché se anche per un solo giorno ci dimentichiamo di essere discepoli di Gesù, in un modo o nell'altro, presto o tardi, cadremo anche noi quella valanga di fratelli che hanno abbandonato la fede senza sapere il perché l'abbandonavano. Forse l'hanno perduta appunto perché non hanno preso coscienza giorno per giorno dell'importanza che ha l'essere discepoli di Gesù, per vivere come Lui, perché è la vita che fa la differenza. Non è tanto l'intellettualità, ma la vita di Gesù. Stando con Lui impariamo a vivere come Lui. E non solo, ma dice anche poi vi farò pescatori di uomini, perché chi è discepolo non può non essere anche apostolo, ci ha ricordato anche il Papa nel suo intervento oggi a mezzogiorno. Chi è discepolo di Gesù non può non diventare apostolo, cioè consegnare agli altri, a quelli che sono nostri fratelli per il battesimo, perché non hanno cancellato il battesimo, anche coloro che vogliono sbattezzarsi. Nessuno li sbattezza, se non sulla carta. In realtà un battezzato resta battezzato. Sono i nostri fratelli nel battesimo, che si sono dimenticati di essere cristiani. A quelli siamo mandati oggi, per ricordare a loro il valore dell'essere battezzati, dell'essere cristiani nel nostro tempo, di non lasciarsi travolgere dalla idolatria della mondanità. E ricordate anche, è l'ultimo pensiero che vi lascio, chi è discepolo di Gesù non può non diventare anche apostolo, ma anche viceversa. Chi si fa apostolo di Gesù, del suo Vangelo, non può che sentire un ulteriore bisogno dentro la sua anima, in profondità, di essere ancor più discepolo. L'uno e l'altro si richiamano costantemente. È quello che avviene per esempio per i docenti. Più uno si prepara nello studio, più desidera essere docente, ma più è docente, più desidera prepararsi. Quindi il diventare apostolo diventa un beneficio anche per noi, per essere ancora più discepoli. Questo oggi vorrebbe insegnarci, trasmetterci il santo patrono Tiziano nei suoi tempi, non più facili dei nostri. È stato detto fin dall'inizio della messa, no? Tempi durissimi. Eppure lui non ha avuto paura di annunciare Cristo. E volete che abbiamo paura noi di annunciare Cristo nel nostro tempo?
omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, nescendit decenis. et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Fratelli e sorelle, affidandoci all'intercessione del nostro santo patrono Tiziano, eleviamo a Dio la nostra preghiera unanime, perché la volontà del Signore si compia nella storia dell'umanità e il suo regno venga in mezzo a noi. Preghiamo insieme dicendo: per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, per il Vescovo Giuseppe che presiede questa liturgia e per tutti i Vescovi, per i sacerdoti e diaconi e per i fedeli laici,
perché lo Spirito Santo sostenga l'impegno di tutti e guidi la Chiesa a una testimonianza del Vangelo fervente e coerente, nella fedeltà alla volontà del Signore. Preghiamo. Per gli operatori di pace, il loro impegno a favore della riconciliazione e della fraternità tra i popoli sia efficace e fruttuoso. Preghiamo. Per i credenti in Cristo, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che stiamo vivendo favorisca il dialogo e la reciproca accoglienza, perché tutti coloro che invocano il nome del Signore Gesù siano concordi nel professare la medesima fede nell'unico Signore. Preghiamo. Per i gruppi corali parrocchiali qui presenti e per quanti offrono tempo ed energie nell'animazione della liturgia, consapevoli del loro prezioso compito, lo vivano con sempre maggiore fede e dedizione, per una più attiva e piena partecipazione di tutti. Preghiamo. Per noi qui riuniti in questa celebrazione, perché non lasciamo cadere a vuoto la parola di Dio, offerta con abbondanza ogni domenica, ma accogliendola con fede, le consentiamo di operare nella nostra vita. Preghiamo. Possiamo aggiungere anche qualche intenzione che ci sta particolarmente a cuore, anche a nome del vostro Vescovo, credo interpretarne il pensiero. Vorrei suggerirvi di pregare molto perché attraverso l'intercessione della Vergine Maria ci siano date ancora vocazioni alla vita presbiterale, di cui tutte le nostre diocesi hanno un urgente, estremo bisogno. Aggiungete anche adesso le altre vostre intenzioni. O Dio nostro Padre, che un giorno ci donasti come pastore e guida il Vescovo Tiziano, continua a sostenere i nostri passi nella fede, perché sia più forte la speranza e operosa la carità, nell'attesa di contemplarti santi fra i santi, nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Con amore e timore ci accostiamo, Padre, al tuo santo altare nel giorno del ricordo di San Tiziano. Accogli la nostra offerta e rendici sempre lieti nel tuo servizio per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella testimonianza di fede di San Tiziano Vescovo, tu hai reso feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito, e anche nel succedersi dei gravi avvenimenti che hanno turbato il suo cammino, l'hai conservata in una costante e fedele unità, donandole un segno di sicuro del tuo amore. Il grande esempio e la fraterna intercessione del Santo Patrono ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. veramente santo. Sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la potenza dello Spirito Santo
Fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e la sua mirabile ascensione, risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e il sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Giuseppe, l'ordine sacerdotale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato, chiedendo la grazia di fare la sua volontà. E la sua volontà è che ognuno partecipi e faccia crescere il regno di Dio, ognuno nella propria vocazione, perché tutti, Papa, Vescovi, diaconi, presbiteri, laici, consacrati e consacrate, siamo simultaneamente discepoli di Gesù e suoi pescatori di uomini. Insieme allora osiamo dire: Padre, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola sarò salvato.
disceso dal cielo, chi mangerà di me vivrà in eterno. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangerà di me vivrà in eterno. Ave verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce promine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine, esto nobis pregustatum mortis in examine. O Iesu dulcis, o Iesu pie, o Iesu Filii Mariae. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutrito di Cristo pane vivo, fa che seguendo l'esempio di San Tiziano ti onoriamo con fedele servizio, ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Io ho tanti motivi per essere grato a Monsignor Giuseppe, mio predecessore, per l'amicizia, la cordialità, la simpatia che mi ha sempre riservato, per i libri di Sant'Agostino che mi ha dato, che continua a produrre, perché lui, sapete, è uno studioso appassionatissimo, innamorato di Sant'Agostino e ha scritto molti libri e sta tuttora continuando. Tra le altre cose, uno dei motivi, delle ragioni di gratitudine a Monsignor Zenti è che durante il suo
episcopato ha attuato e realizzato quella grandiosa restaurazione, quel grandioso restauro del castello vescovile. Non l'aveva ideato lui, l'aveva ricevuto però ha avuto il coraggio, e io gli sono grato perché, dato il mio temperamento, se fosse toccato a me non avrei avuto il coraggio, invece lui l'ha avuto, ed è un grande grazie, l'ho sempre ringraziato per questo. Nel castello c'è una cappella dedicata alla nostra famiglia. In questa cappella proprio Monsignor Zenti ha voluto che fosse posta una grande icona della Santa Famiglia di Nazareth, dipinta dalla nostra Nicla, che ecco, è qui presente tra l'altro, ed è veramente un gioiello molto... Non potendo dargli l'icona, perché ormai è lì, abbiamo pensato però di dargli un segno che ricordi la nostra diocesi e attraverso una icona fatta dalla nostra Nicla gli rimanga sempre davanti al cuore, e in quella preghiera che ha detto di aver più tempo di fare veneri e chieda alla Beata Vergine Maria l'intercessione per la diocesi di Verona, ovviamente, ma anche per la diocesi di Vittorio Veneto. Ecco, caro Monsignor Giuseppe, questa icona realizzata su un sasso e poi incastonata in un legno di olivo della Beata Vergine Maria dipinta, scritta da Nicla, iconografa. Grazie di cuore a Nicla. E poi, caro confratello vescovo, io sono stato molto contento che tu sia stato il mio successore, perché hai avuto il buon senso di continuare, di approfondire e di estendere, e non di demolire, che è tipico un po' di chi arriva dopo. Ci siamo sempre stati tra di noi anche proprio amici, proprio nella sincerità del cuore, con affabilità, anche quando ci incontravamo insomma, con l'accetta. È vero che a tutti i vescovi ho sempre regalato le pubblicazioni che ho fatto su Sant'Agostino. Finora ne ho fatto 8, ma penso che sia l'ultima. Dobbiamo anche fermarsi a un certo punto. C'è le confessioni, la città di Dio, il trattato sulla Trinità, i discorsi, il commento di Agostino ai Salmi, il commento al Vangelo di Giovanni e alla prima lettera di Giovanni. Una serie di aforismi molto interessanti di Agostino, è una miniera di aforismi, di frasi concise, insomma. E l'ultimo che è sul mistero della bellezza in Agostino. Per me Agostino è stato un punto di riferimento di grande importanza. Mi ha aiutato ad essere anche vescovo. Lui, ogni volta che ricordava la sua consacrazione episcopale, faceva delle riflessioni bellissime, importantissime, impegnativissime. Parlava anche di Sarcina, di Fassina che aveva sulle spalle, per questo ho detto che adesso questa Fassina non ce l'ho più. Ce l'hanno i vescovi titolari. Abbiate un po' di compassione per i vescovi titolari. Pregate molto per loro. Comunque, Don Corrado, guarda che è vero, io prego per la diocesi di Verona perché è stata l'ultima diocesi per 16 anni, ma prego anche e sempre per questa diocesi, non posso dimenticarla. Grazie. E questo quadro, Nicola, vorrei metterlo sul mio altare, ecco, vicino a un piccolo presepio che ho, lo metto lì in modo da ricordarmi ancora di più. Un grazie a tutti, a questa carissima diocesi di San Tiziano, che non posso non portare in cuore, perché, a dire la verità, fatta l'esperienza, vorrei dire, caro confratello,
Questa è una diocesi a dimensioni di vescovo. Altre diocesi sono sovradimensionate, però ho visto che la grazia di Dio non abbandona mai, né nelle diocesi dimensionate né in quelle sovradimensionate. E di questo io ho fatto veramente esperienza. Per dire in sintesi, quello che ho maturato in questi anni, da quando ero vescovo qui con voi e da quando sono stato vescovo titolare a Verona, ho maturato l'idea che sia un solo assoluto, c'è l'assoluto, e questo assoluto è davvero Dio. Caschi il mondo, ma se non ci tolgono Dio, siamo ancora forti, siamo ancora vincitori. Gesù ha detto: io ho vinto il mondo, al di là delle bufere che ci possono essere, delle guerre anche contro la fede cristiana, non spaventiamoci. Il Signore è Lui è l'assoluto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per i meriti, l'intercessione della Beata Vergine Maria, di San Tiziano, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.